una splendida collina, un bellissimo territorio. Questo è B&B Shanty. Ci troviamo nel comune di Rimini e nelle colline proprio a ridosso di San Marino, quindi a 1 chilometro dal confine. Una zona diciamo strategica per visitare tutto il territorio romagnolo, in particolare appunto siamo vicino a Verucchio, San Leo, Toriano, Montebello. Molti nostri ospiti vengono appunto per visitare un po' tutto l'entroterra e anche per essere vicini a Rimini, perché comunque in 10 minuti si raggiunge la città. Chi viene all'interno di B&B Shanty che cosa trova? In primis trova un'accoglienza familiare, perché noi abbiamo aperto questa attività che è un'attività molto domestica, diciamo come dovrebbe essere il bed and breakfast. Abbiamo aperto appunto questa attività per ospitare le persone in un luogo accogliente, tranquillo. Chi viene qui solitamente quello che ci dice è che si sente a casa. È molto rustico, è una casa tipica colonica di campagna. Le stanze sono solamente 3 e noi ospitiamo 2 famiglie alla volta, perché abbiamo 2 camere matrimoniali in una zona riservata con il proprio bagno, in cui normalmente mettiamo le famiglie più numerose, e un'altra stanza matrimoniale con il suo bagno dall'altra parte. Abbiamo tutto il primo piano praticamente della casa, quindi gli ospiti possono godere della propria privacy, perché appunto c'è anche la divisione nel mezzo del salone cucina. Siete pet friendly? Sì, noi ospitiamo tante persone che hanno il cane, sostanzialmente, perché anche noi abbiamo i cani. Abbiamo un parco di 10.000 metri con servizi appunto la piscina e i giochi per i bambini, perché ospitiamo tante famiglie, il barbecue, e quindi la gente d'estate diciamo che principalmente sta all'aperto e si gode diciamo di questo splendido panorama su San Marino e del parco, che è meraviglioso. Scegliete B&B Shanty, venite perché? Venite se volete farvi una vacanza in mezzo alla natura, in totale relax, per staccare dalla città e vedere luoghi meravigliosi. Shanty significa pace e tutti i nostri ospiti in questi anni ci dicono che il nome non poteva essere più azzeccato di questo, perché appunto è un luogo dove si viene per trovare pace e serenità. Che congiungeva come luogo di ristoro Rimini a San Marino, c'è dal 1897 l'osteria Grotta Rossa. Grotta Rossa, se vuole facciamo una parentesi cortissima, viene fuori dal fatto che qui c'erano dei calanconi con delle grotte che si andava su nel Colle in Alto e Covignano alla fine dell'Ottocento. Quando pioveva queste grotte avevano un terriccio rosso, per cui veniva fuori questa terra rossa, Grotta Rossa. Quindi quando qui nacque l'osteria la chiamarono Grotta Rossa perché erano in mezzo a queste grotte rosse, insomma. Non abbiamo fatto altro che portare avanti quello che già avevano iniziato loro a suo tempo, mettendo un pochino più di estro e fantasia. Noi siamo rimasti quelli di una volta, però abbiamo aggiunto un po' di piatti sfiziosi e soprattutto negli ultimi 10 anni abbiamo aggiunto anche il pesce fresco del nostro pescato, del nostro mare, oltre ai nostri piatti tradizionali di carne, che vabbè, dalla tagliatella, al gnocchetto, allo strozzapete, tutta pasta fatta in casa a mano dalla nostra sfoglina. Una caratteristica che ci siamo tramandati negli anni, che è sempre rimasta, è la piada sfogliata, perché i vecchi gestori erano marchigiani e romagnoli, la piada sfogliata è marchigiana, e crearono un ibrido incrociando la piadina normale romagnola con quella sfogliata, e venne fuori questa piada sfogliata della Grotta Rossa. Fellini, Federico, io ho avuto l'onore di servirlo, e quando veniva a Rimini al Grand Hotel la prima cosa che faceva prenotare la Grotta Rossa per mangiare la pasta e fagioli. Poi facciamo un ragù tradizionale, sicuramente la nostra tagliatella può avere un valore, però ci possono essere i gnocchetti squacquerone e rucola, che come lo strighetto tartufato col porcino. Noi possiamo suggerire quello che sono i piatti più gettonati, però subentra anche il gusto personale.
siamo in Romagna, il Sangiovese, io dico sempre, abbiamo quello giovane e il fratello superiore, che sarebbe quello maggiore, cioè vuol dire che abbiamo il Sangiovese sempre dell'ultima annata, dell'ultima vendemmia, e poi teniamo sempre, per chi vuole un vino un pochino più strutturato, abbiamo un superiore sempre di Sangiovese che ha un anno in più di imbottigliamento. Un saluto particolare che vorrei fare, anche se lui ci vede solo dall'alto in questo momento, ed è stato un nostro cliente affezionatissimo. Da una casa abbiamo dedicato anche la sala, Don Oreste Benzi. Lui amava molto la Grotta Rossa, era un po' la sua seconda casa dopo la Canonica. Quando era a Rimini veniva a mangiare qui spessissimo. Quando vuole suggerire a qualcuno di venire da lei, qual è la frase che le viene immediatamente in mente? Uno ha avuto la fortuna di mangiare dalle nonne, noi siamo una brava nonna, dove può trovare ancora quei piatti di una volta, soprattutto fatti con l'attenzione e rispettando le tradizioni, perché noi non saltiamo niente. Lei pensi che noi facciamo il brodo di carne non tanto per il brodo, il capretto in brodo che sia, ma noi lo usiamo come insaporitore, perché noi il dado per esempio non lo usiamo. Qualsiasi salsa dei nostri crostini non è preparata, l'ha preparata da noi. Gabriella De Girolamo, brand manager all'interno di questo SIGEP e Abitech 2017, 38 anni che hanno una storia molto importante e che descrivono un successo altrettanto importante. Abbiamo iniziato 38 anni fa nel vecchio quartiere fieristico per volontà di un gruppo di gelatieri e di aziende che desideravano una manifestazione specifica per il comparto del gelato artigianale e della pasticceria, e così è iniziata SIGEP. Ora, dopo 38 edizioni, la manifestazione ovviamente è cresciuta a dismisura e SIGEP è diventato Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. Quello che sottolineiamo sempre è che SIGEP si basa su due piloni, diciamo, che sono quello delle competizioni e quello della formazione. Quindi in fiera le competizioni sono diverse, noi puntiamo sempre a competizioni di altissimo livello internazionali ed è quello che ci differenzia da moltissime altre manifestazioni. Nello stesso momento abbiamo una forte accelerazione negli ultimi anni sulla parte proprio di education. Pensate che in fiera, all'interno degli stand degli espositori, ci sono 900 eventi formativi. Sistema SIGEP significa essere sempre sul pezzo, come si suol dire, in qualsiasi tavolo in cui si parli di gelateria, pasticceria, panificazione, caffè. Questo è possibile attraverso le relazioni che durante molti anni abbiamo instaurato con le istituzioni e le associazioni di categoria italiane e straniere. Non per niente noi organizziamo anche all'estero degli eventi, anche business to consumer, come Gelato World Tour, come Barista and Farmer, che hanno un forte collegamento con le aziende della filiera, ma che sono rivolti anche al consumatore finale, per fare cultura dei settori in cui opera SIGEP. Del SIGEP 2017, 10 anni di un'azienda che parte da un'intuizione, quella di Decosile di Stefano Laghi. Ci abbiamo messo cuore, anima e passione, non ci siamo mai fermati, cambiando continuamente rotta per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo raggiunto un successo veramente meritato in questo campo che aveva un vuoto, un grandissimo vuoto nel campo della pasticceria. Questi stampi non erano mai stati valutati e valorizzati così tanto. Il nostro credo, la nostra mission è sempre stata quella di rendere facili le cose che erano per i pasticceri fino a quel momento difficilissime.
noi siamo molto attenti alle esigenze. Io come consulente vado spessissimo nelle pasticcerie a vedere che cosa succede e che cosa vogliono i pasticceri. Dal di qui le nostre intuizioni che comunque ci hanno dato sempre ragione, e nell'arco degli anni mettiamo fuori sempre prodotti innovativi anche con delle buone tecnologie. C'è molta attenzione ad Ecosil oggigiorno. In 10 anni abbiamo fatto veramente scuola anche per tutti i nostri concorrenti. Sono un po' le grandi novità, uno in termini di giochi molto carini e uno in termini di fashion, perché non si deve mai trascurare. Linee di stampi che vedono cosa in primo piano? Queste due linee sono importantissime per Decosil. La linea fashion che è nata un po' di anni fa, ma che sta continuamente evolvendo con prodotti sempre nuovi. Linea fashion femminile e linea fashion maschile sta veramente facendo molto successo con i nostri clienti. I clienti dei nostri clienti, quindi noi abbiamo come clienti i pasticceri, ma i clienti dei pasticceri comprano sempre di più queste mini shoes, occhiali, orologi, tutti prodotti in cioccolato che sono ormai dei cult nella regalistica. L'altra linea importantissima, che è comunque una novità che abbiamo realizzato per quest'anno ed era un mio pallino da veramente molti anni, è la linea dei giocolosi. Sono dei soggetti sempre realizzabili in cioccolato che sono praticamente modulabili, vari corpi, varie braccia, delle teste diverse, e il soggetto, a seconda dell'esigenza del pasticcere, può prendere delle movenze diverse, delle espressioni diverse. Diamo al pasticcere la possibilità di inventarsi con i nostri stampi il soggetto tutti i giorni. Primo grande applauso ed è Decosil. Decosil che ha creduto da subito nel progetto e nelle potenzialità dell'evento. Grazie anche a voi, attraverso il vostro sostegno e anche attraverso tutta la promozione che è stata fatta con i social, abbiamo veramente supportato, collaborando fianco a fianco con lo staff di SIGEP, questo premio così importante. Ogni anno Roberto Rinaldini dà un tema, quest'anno è la fantasia, fantasy, liberi di creare. Zaggia, designer responsabile aziendale per quanto riguarda la creatività all'interno di Decosil, 10 anni di successi. È un'azienda che è partita in sordina, nel senso che siamo partiti un po' come esperimento. Siamo partiti perché Stefano Laghi ci ha creduto. I primi stampi erano degli stampi nuovi per la situazione, nuovi per il mondo dello stampo. In silicone non si erano ancora fatti. Abbiamo disegnato soggetti che non c'erano e da qua è incominciata l'evoluzione. Oltretutto soggetti e stampi che inizialmente un po' più semplici, poi un'evoluzione un po' più ricercata, un'evoluzione di designer anche che potesse poi coinvolgere emozionalmente, che è la cosa che noi ci teniamo di più, i nostri clienti. Questi clienti che alla fine ci hanno effettivamente dato una risposta solo che positiva, che tornano. Sono 10 anni in cui ci abbiamo dato di tutto il nostro cuore. Decosil e il mondo. Lavoriamo molto con il sito internet e abbiamo visto che c'è una grande richiesta dal sito proprio da tanti paesi dell'estero, se non vorrei dire quasi praticamente tutto il mondo, e quindi noi abbiamo pensato di lanciarci. Non sapevamo cosa andavamo incontro e la risposta è stata molto buona. Ci chiamano, abbiamo tantissimi clienti che vengono a trovarci da tantissimi posti lontani, vengono anche qui al SIGEP perché ci hanno conosciuto, gli siamo piaciuti, ci hanno creduto e questo ci fa molto piacere. Tante fiere all'estero e in cerca comunque di nuove avventure, nuove emozioni. A Decosil altri 10, dopo andiamo in pensione. A Decosil, cin cin. Cin cin, salute.
Frigomeccanica è un'azienda leader nel settore dell'arredo per bar, gelaterie e pasticcerie. In occasione del SIGEP presentiamo le nostre novità nel campo del design e dell'innovazione tecnologica. Nella nostra esposizione quest'anno sono presenti 3 scelte di design differenti. La prima scelta stilistica è rappresentata dal concept chiamato Gelateria Gran Sasso. Le vetrine utilizzate sono della famiglia Premium, una serie di vetrine professionali con un sistema refrigerante a doppia ventilazione e con un piano espositivo a filo, privo di ostacoli alla vista. Lo stile Gelateria Gran Sasso è particolarmente accogliente, generando una sensazione di calore tipico di un locale tradizionale che pone però l'attenzione ai materiali di nuova generazione come il corian, con riferimento al new style, e il legno invecchiato, tipicamente utilizzato nel passato per attività di questa tipologia. Una sottolineatura all'illuminazione completamente a LED in tonalità adeguate al contesto. Continuando all'interno dell'esposizione SIGEP, incontriamo Madison. Madison è un esempio di arredo bar innovativo che proponiamo alla nostra clientela. Lo stile è Industrial Chic Concept, ovvero sia un arredamento che fa coincidere la preziosità stilistica di ricercatezza ad una visione più vissuta, o come siamo soliti dire, vintage. I materiali utilizzati sono preziosi come il legno di rovere con finitura anticata, il corian, materiale innovativo ed efficiente per la quotidianità, e l'acciaio inox, per un piano di lavoro che sia senza tempo. Fiore all'occhiello nel visual di Madison è il pensile refrigerato, con una visibile illuminazione a LED, perfetta vetrina per far vessillo della propria qualità nel beverage. Terzo, ma non ultimo quadro espositivo è Be Like. Arredo bar dal concept tipicamente moderno e minimalista. Lo stile di Be Like parla da solo. Il colore è un tassello inequivocabile di identificazione, insieme al cemento e alla luce LED di un bancone sospeso e ricco di innovazioni in ogni suo componente. Spiccano in Be Like come elementi di differenziazione e successo la nuovissima vetrina Vic e la tecnologia drop-in. Fondamentali per esporre dolce o salato con grande evidenza e trasparenza, oltre che facilità d'uso. Un colpo d'occhio immediato va dato al retrobancone con alzate retroilluminate a LED e in sospensione rispetto al piano di lavoro, per coloro che vogliono essere tecno-innovativi con stile. Chi conosce Frigomeccanica non può prescindere dalla sua punta di diamante aziendale, le vetrine. Frigomeccanica è specializzata nella produzione di vetrine refrigerate per il settore pasticceria con banchi di comprovata qualità ed affidabilità. Oltre alla pasticceria, anche la gamma delle vetrine gelato. L'ampio panorama dell'arredo professionale Frigomeccanica per gelateria comprende le vetrine professionali ventilate Magnum, Artica, Visual Elettra, Prima e Twin. Per il vero professionista del gelato artigianale che oltre alla qualità del prodotto vuole un'immagine del proprio locale al top. Poi le vetrine della serie Next. Next è una serie di vetrine completa che soddisfa ogni esigenza per altezza, lunghezza e funzionalità di qualsiasi tipo. Le vetrine Next hanno il piano espositivo totalmente a vista, presentando dolci e prelibatezze di cioccolato come veri e propri gioielli, un ampio ventaglio di scelte nelle versioni disponibili, tutti i piani refrigerati nella versione full. Scegliere Frigomeccanica è sinonimo di qualità, innovazione e design. All'interno
all'interno di uno degli stand più ambiti per quanto riguarda la manifestazione internazionale sul gelato, SIGEP 2017, Comprital in una bellissima veste. Quest'anno come Comprital Group ci presentiamo con una grande novità, ovvero il rientro dell'azienda storica di Parma, La Preferita, che rientra al SIGEP dopo tanti anni di assenza proprio grazie ad essere entrata nell'universo di Comprital Group. Ma le novità non si fermano a questo, partiamo dai prodotti. Comprital quest'anno ha deciso di presentarsi sul mercato con una gamma di 33 variegati trainati da una enorme novità, ovvero la Monella Vegan, firmata dallo chef vegan più importante del mondo, Emanuele Di Biase, che è una crema spalmabile alla nocciola e cioccolato che sta avendo un grandissimo successo e piace a tutti, non soltanto a chi è vegano, ma anche a chi vuole un prodotto più leggero, un prodotto senza derivati del latte e che comunque ha un occhio sia all'etica, ma diciamo anche alle tendenze di moda. Sempre eventi all'interno di uno stand, ma sempre eventi all'interno dell'anno di Comprital SPA. Vogliamo spettacolarizzare il contenuto di un prodotto e spettacolarizzare le professionalità dei nostri grandi maestri, alcuni dei quali lavorano con noi, altri sono consulenti. Tu sai molto bene come la nostra scuola Comprital Atheneum sia diventata una eccellenza a livello mondiale, con la sede di Milano che pensa è arrivata a essere fra i 5 finalisti del Compasso d'Oro, ma che oggi ha una sede da Abu Dhabi, ha una sede a Varsavia e quest'anno apriranno a Sydney, a Berlino e a Shanghai. Spettacolarizzare una professionalità per noi è importante. Nel nostro stand c'è una grande area show cooking frequentatissima, nella quale da sempre si esibiscono grandi chef come Ernst Kram, come Gianluca Fusto, Renato Ardovino, Filippo Novelli, e quest'anno c'è stata la grande novità di Alessandro Borghese, noto personaggio che ha creato un delirio quasi da cantante, da attore, con cui ci sono dei progetti molto interessanti che si svolgeranno durante l'anno. Il gelato 4.0, Comprital è questo, estremamente innovativa dal punto di vista della comunicazione. Quest'anno siamo arrivati in fiera con un progetto nuovo che avrà uno sviluppo durante l'anno. Per esempio abbiamo utilizzato tantissimo i QR code, che è, per chi non li conoscesse, quel codice a barre quadrato che utilizziamo sia per i tutorial, quindi troveremo su tutte le etichette dei nostri prodotti, sui nostri flyer, nelle nostre brochure, il QR code. Inquadrandolo puoi vedere come si usa il prodotto nelle varie lingue, e i QR code invece legati a progetti magari più di marketing, per esempio legato al gioco con l'Ice Fit, il nostro gelato proteico, i cui testimonial sono in Air Force Crew, la famosa crew ormai amica di Comprital, finaliste di Italia's Got Talent dell'anno scorso, cercando in Air Force Crew nei loro live show in fiera, chiedendo ad ognuno dei 5 membri della crew la loro cartolina e portandola al desk Comprital, si può ricevere il cappellino o la maglietta Ice Fit. Sempre col QR code è legato un concorso sui nostri nuovi topping Be The Top. Scaricando l'applicazione si può mandare sulla nostra pagina Facebook un video o una fotografia, partecipare a un concorso e vincere una VIP Experience nel nostro Atheneum, nella nostra scuola. Futuro, visto che Comprital è sempre avanguardista. Stiamo lavorando a tutto tondo, abbiamo una produzione nuova in azienda, ci stiamo espandendo all'estero. Noi siamo già al 2018, io sto già pensando al nuovo stand, alla nuova convention, a nuovi prodotti. Stiamo lavorando su un prodotto veramente innovativo che cambierà il mercato e che presenteremo proprio a SIGEP. Un'azienda come la nostra non può vivere di progetti a breve termine, ma vive di progetti a 6 mesi, a 1 anno, a 3 anni. Sono tantissime le cose, giuro che faccio fatica a non dirtele, ma non posso. Seguiteci sui social, seguiteci sul sito, seguiteci sui giornali di categoria, perché le novità saranno tante, e io e te invece ci diamo appuntamento a Rimini Wellness con la nostra nuova società Whey Cream, che si occupa del wellness e di gelato proteico.
della ristorazione professionale ci devono essere dei servizi che portino vantaggio. Sono all'interno di Nicem SpA. Nel 2005 Romeo Nicetto, titolare dell'azienda, in una visita in uno stand, in una fiera del settore, ha scoperto che all'interno della catena di pulizia di un ristorante, quindi nella cucina, c'erano dei buchi che andavano necessariamente e assolutamente coperti, e i buchi erano la sterilizzazione, la lucidatura delle posate, la lucidatura del bicchiere, asciugatura e lucidatura del bicchiere. Sappiamo benissimo che un ristoratore che mette sul tavolo un bicchiere che presenta degli aloni o delle macchie ha già declassato il suo ristorante prima ancora di cominciare. Allora è nata anche la macchina per la lucidatura dei bicchieri, e in fondo un altro buco grosso che avevamo scoperto era quello della disincrostazione, e allora è nata la terza linea di macchine per quanto riguarda la disincrostazione. L'obiettivo primario soprattutto è quello di dare una continuità nella costante controllo dei prezzi e quindi nella riduzione della gestione della cucina all'interno di un ristorante. L'obiettivo proprio della nostra linea è quello di permettere a un ristoratore di utilizzare lo stesso numero di dipendenti, però per fare altre cose, perché per lucidare, per pulire, per mantenere sterile un prodotto ci pensano le nostre macchine. Lucidatura e asciugatura dei bicchieri. La sua funzione primaria è quella di permettere all'operatore, prendendo il bicchiere così, di lucidare la parte inferiore e poi di entrare all'interno del calice e rendere lucido il bicchiere. La funzione è proprio quella di rendere brillante il bicchiere. La linea è composta di due macchine, una per una funzione di una pulitura di un bicchiere per volta, l'altra con 8 spazzole che permette la pulizia di 2 bicchieri per volta. Asciugatura, lucidatura e sterilizzazione della posata. Il problema più grosso è quello di mettere a punto un sistema che permettesse alla posata di arrivare sul tavolo senza nessuna macchia, nemmeno la più piccola. Quindi è nato questo sistema che ha al suo interno come materiale utilizzato un materiale naturale ricavato dall'interno della pannocchia del mais, quindi completamente neutro. La macchina ha un riscaldatore, a questo punto entrano le posate, la vibrazione permette alla posata di andare verso l'uscita, man mano che va verso l'uscita la vibrazione del granulo va ad abbradere quella parte opaca o la macchia che troviamo sulla superficie della posata. Quando arriva quasi all'uscita c'è una luce UV che mi abbatte la carica batterica. Di queste macchine ne abbiamo diversi tipi, la più piccola che fa 1500 posate ora, questa che è la medio piccola ne fa 3000 all'ora, e poi arriviamo fino a macchine più grosse con 7000. Decarbonizzatrice. Il sistema è semplicissimo: acqua, prodotto che serve per la disincrostazione, che è comunque un prodotto biologico, quindi senza assolutamente nessun problema all'interno della cucina. Viene versato il prodotto all'interno della macchina che ha un riscaldatore. All'interno della soluzione vengono messe teglie, come ho detto prima, filtri, pentole, cappe, tutto quello che è incrostato, e si lascia all'interno per un tot tempo, dipende dal tipo di incrostazione, dalla vecchiaia che ha l'incrostazione, dopodiché si estrae e la pentola o la cappa è perfettamente pulita, perfettamente lucida. Non possiamo farlo vedere qui perché ci sarebbe voluto un sistema non da fiera, però il risultato è decisamente a livelli ottimi. Quali sono i clienti per Nicem? Il ristorante che ha come obiettivo dare la sua immagine di serietà, professionalità e qualità al suo cliente. Quindi in teoria tutti possono essere indistintamente clienti soddisfatti della nostra azienda. Come
poter accedere a Nicem SpA? Da qualche mese a questa parte stiamo costituendo in Italia una rete di distributori gestita da una rete di agenzie. Il risultato finale è quello che il cliente viene avvisato di qualsiasi novità, di qualsiasi nuovo sistema direttamente dal distributore di zona. Crediamo che sia questa la giusta strada, perché un distributore è inserito sul territorio e solo lui può conoscere le realtà che hanno necessità dei nostri prodotti. Un importante settore è quello della refrigerazione professionale all'interno del SIGEP 2017 U5. La sapienza del passato, la passione del presente e l'innovazione del futuro. La sapienza che ci viene dal passato, siamo tutte persone, i soci, parlo dei soci e dei primi livelli dirigenti che hanno dai 20 ai 30 anni di esperienza nel settore del freddo, sviluppata praticamente in aziende leader di settore. La passione che ci mettiamo nelle cose, ogni giorno noi lavoriamo con passione, voi anche perché sia una passione di riscatto nei confronti dei grandi, per noi che siamo ancora piccoli. E poi infine l'innovazione perché crediamo fermamente che un'azienda che nasce oggi debba innovare. Noi vogliamo soddisfare i bisogni di tutti i clienti, almeno del settore Horeca. Quello che noi produciamo sulle nostre linee di produzione ad Asti deve essere distintivo, emotional, deve emozionare, si deve poter comprare praticamente con il cuore. È un qualcosa come la 500, lei la 500 la compra col cuore. Accanto a questo però abbiamo bisogno anche della parte rational, frigo che fanno i frigo, che si compra con la testa e non con il cuore. Una gamma di frigo che importiamo, quindi prendiamo da produttori nostri partner, ai quali peraltro abbiamo impartito i nostri capitolati qualitativi. Noi abbiamo una gamma di prodotti che sono quelli classici praticamente dell'Horeca e vanno dai conservatori, insomma dei gelati, alle vetrine, quindi meno 18, vetrine praticamente per quanto riguarda il beverage, prodotti per il catering, prodotti per i supermercati, insomma quindi una gamma abbastanza ampia. Vintage Line praticamente entra nella categoria dei banchi frigo tradizionali, i cosiddetti tradizionali chest freezers, quindi per i gelati, tradizionali meno 18. La peculiarità, al di là di quella che può essere la parte, diciamo così, tecnologica di raffreddamento del frigo, che comunque è ai top della categoria free maintenance condenser, quindi non c'è bisogno di alcuna manutenzione né di pulizia, insomma, del frigo, parlo della parte frigorifera. Ecco, l'innovazione è nel design esterno, estetico, tutto interamente di metallo, una linea praticamente degli anni 50-60 su una piattaforma tecnologica attuale e molto moderna. Si pensi che qui utilizziamo appunto gas R290 con gas non contenenti CFC, quindi non dannosi per l'ambiente. È un banco praticamente green. Via Veneto rientra nella grande famiglia vintage, si presta molto bene a mantenere il gelato mantecato così come veniva fatto un tempo, cioè con delle carapine d'acciaio, sono dei cilindri praticamente in cui appunto viene tenuto il gelato a meno 18 o anche temperature negative superiori, insomma. Un frigo che anche qui fa del design la sua arma vincente. Show 400, una vetrina verticale, in questo caso ho temperatura a meno 18 per i gelati, e all'interno della porta vi abbiamo inserito un video da 47 pollici, c'è anche la versione touch ad alta trasparenza, in modo tale da proiettare un'immagine e al tempo stesso dare la possibilità di far vedere i prodotti che sono esposti all'interno. È stata progettata per le grandi case produttrici di gelato, quindi parliamo di multinazionali, dei video capaci sul punto vendita di catturare l'attenzione del consumatore, attirarli verso l'attrezzatura e indurli praticamente a prendere un gelato.
la gamma delle vetrine Frost, che vanno dalla 180 praticamente alla 400 litri, sia in versione statica che ventilata, sono capaci di resistere ad alte temperature, parliamo di 35 gradi, garantendo i meno 18, quindi sono garantite tutte in classe 7. In particolare praticamente ce n'è una, la Frost con i vetri laterali, quindi 3 vetri, il frontale più i laterali, in versione 350 e 400, che conferisce ai prodotti una massima visibilità. Tutte le nostre vetrine hanno la chiusura a chiave, tutte le nostre vetrine hanno una porta brevettata, tutte le nostre vetrine hanno un design studiato appositamente, molto pulito, anche lo stesso colore delle nostre vetrine, il grigio, conferisce, riteniamo, alle attrezzature una nota di eleganza. Guarda sempre avanti, previsioni di quelle che potranno essere le strategie vincenti. Naturalmente continuiamo nella spinta forte all'internazionalizzazione. Già quest'anno i numeri ci confermano che abbiamo lavorato bene, perché il numero dei visitatori stranieri è incredibilmente aumentato. Ci sarà l'8ª edizione della Coppa del Mondo di Gelateria, diverse novità, le prove sono sempre più difficili, le selezioni in tutto il mondo sempre più agguerrite, quindi qui alle mie spalle nella hall il prossimo anno la Coppa del Mondo di Gelateria.